In Friuli Venezia Giulia, the European Electronic Health Record is now being implemented, a single digital platform that securely gathers medical data and makes it accessible across Europe, offering citizens safe, efficient and connected healthcare. E sicuramente la tecnologia può aiutare a migliorare i servizi ai cittadini e garantire anche un controllo e un'assistenza più costante. Penso per esempio a dei progetti sperimentali che stiamo facendo per quanto riguarda i controlli in remoto dei pazienti cronici che potranno garantire una costanza nel monitorare le situazioni patologiche del paziente stesso e ovviamente la capacità di intervento da parte del medico in caso di necessità. Ma devo dire ai cittadini che prima di tutto è importante fidarsi della pubblica amministrazione. Perché anche sul fascicolo sanitario elettronico i dati sono garantiti nel rispetto totale delle norme sulle privacy, a differenza per esempio di molti siti o molti social che vengono utilizzati normalmente dai cittadini, dove i dati stanno su server esteri e che nessuno è in grado ovviamente di controllare. Quindi diciamo che abbiamo a che fare con degli strumenti che hanno anche una gestione semplificata. C'è un grande sforzo di alfabetizzazione, noi nei confronti dei cittadini dobbiamo spiegare questo e dobbiamo evitare che ci sia questo problema di accessibilità ai servizi, che è un'altra grande questione determinante, vedere il cittadino che spesso è come una pallina da flipper che salta da una parte all'altra senza avere delle risposte. Dobbiamo superare queste cose grazie alla tecnologia utilizzando al meglio questi strumenti.